Completamento della variante di Longarone e realizzazione del bypass di Cortina sono questi i primissimi interventi da eseguire con urgenza nel Bellunese in vista delle Olimpiadi invernali 2026. È un'opportunità da cogliere per colmare il gap infrastrutturale che sta isolando Belluno dal resto del Veneto. La regione della partita, dice l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. L'altra grossa sfida è il prolungamento dell'autostrada. Ovviamente però il prolungamento dell'autostrada ha un senso nel momento in cui lo sbocco si arriva in Austria. Ma noi dobbiamo avere l'accordo da parte dell'Austria di poter proseguire. La discussione deve perciò spostarsi al tavolo di Euregio con le regioni dell'Austria e con il Friuli Venezia Giulia. Dal tavolo delle infrastrutture è emersa una cosa importante: non si parla solo di autostrada, ma si parla anche di superstrada o di strada. L'importante è che ci sia un collegamento intervallivo. A Villa Patta di Sedico venerdì l'assessore De Berti e i tecnici della regione hanno illustrato la proposta del piano regionale dei trasporti 2020-2030 che ha una visione sullo sviluppo futuro di tutto il Veneto e che evidenzia le criticità di Belluno. Nodo cruciale la velocizzazione dei collegamenti ferroviari fra Belluno Venezia e fra Belluno e Padova. L'elettrificazione è una partita importantissima. Il 24 andrà in CIPE il nuovo contratto di programma MIT RFI, dove il completamento dell'elettrificazione, i famosi 130 milioni, sono stati stanziati. Velocizzati i collegamenti e tolta la rottura di carico a Montebelluna, da novembre arriveranno nuovi treni. Nell'arco dei 3 anni ce ne saranno 78 di nuovi, molti dei quali a elettrificazione completata serviranno anche Belluno.